Buonasera a tutti ragazzi, stasera la luna è molto più della metà. Diciamo, non dico che ci manca ancora, però altri penso 8-9 giorni sarà piena. Però è sempre un bello spettacolo vederla. Qui alla sua sinistra ci sta, deve essere forse Marte perché lo vedo un po' rossiccio, quindi non lo so, posso dire anche una bugia, non ne capisco tanto di astronomia. A livello non so vedere le stelle così, però lo vedo un po' rossiccio, quindi credo che sia Marte. Adesso il telefono non è impostato, diciamo, con lo zoom. Adesso vado a zoomare, ragazzi. Ed ecco come si vede già più grande in effetti. Molto molto più grande. Vediamo la stella. La stella non si vede tanto bene perché è la luce della luna, non la fa vedere bene. Ciao Amelia. Quindi la luce della, diciamo della luna, ci stanno fuochi d'artificio ragazzi, non so dove siano, vedete stanno là fuori, eccoli qua ragazzi, qualcuno sta facendo una festa, non lo so, però eccoli là, stanno lì i fuochi d'artificio, quindi li abbiamo beccati in diretta ragazzi, forse qualche festa di compleanno, boh, non lo so. Qui si usa che quando sono feste così fanno i fuochi d'artificio, quindi ciao guerrina, quindi la luna ragazzi, non dico che sta al massimo, ma un altro po' e sarà completa. Questo è il massimo, ciao Sonia, il massimo ingrandimento che posso fare con questo cellulare. La stella non riesco a vederla perché la luna, eccola qui, non riesco a vederla bene. La luna fa troppo riflesso e non si vede. Quindi ragazzi, una bella luna insomma. Sì, sì, è uguale. Vabbè, la luna è uguale ovunque con una finale. Eccola qua. La stella sta a sinistra ma si vede, però quando faccio l'ingrandimento grande non si vede. Ragazzi, vi auguro una buona notte a tutti e ci vediamo al prossimo video. Sperando. Sì, sì, è un rossastro, già l'altra volta l'avevo detto che aveva un colore un po' particolare, difatti è un po' rosa rosso come dico io. Quindi ragazzi, buonanotte a tutti e ci sentiamo domani.